Robert Kubica sarà il terzo pilota e driver dedicato allo sviluppo della Alfa Romeo di Formula 1 nel 2020. A darne l'annuncio ufficiale la scuderia sul proprio sito, spiegando che dalla prossima stagione, inoltre, si chiamerà Alfa Romeo Racing Orlen, inglobando parte del nome dell'azienda petrolifera polacca PKN Orlen, che è anche sponsor del pilota polacco. Dopo un'annata non facile in Williams nel suo ritorno nel Circus, Kubica ha trovato un ruolo importante nel team e sarà coinvolto nella formazione dei giovani piloti. Per lui non si esclude inoltre la possibilità di avere un programma alternativo in cui correre come il DTM. Non cambia la coppia di piloti titolari formata da Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi. In caso di partenza di Under, la Roma è pronta a chiudere per Politano. Questa è l'idea del direttore sportivo giallorosso Petracchi, una dichiarazione di intenti ben precisa da parte di Roma e Inter, che vogliono muoversi per migliorare in vista della seconda parte della stagione. Secondo indiscrezioni, l'Inter lascerebbe andare via l'ex Sassuolo soltanto a titolo definitivo, mentre la Roma preferirebbe averlo in prestito. La sua valutazione attuale sfiora i 20 milioni. Per quanto riguarda Under, invece, il giocatore potrebbe muoversi solo in prestito con diritto di riscatto ed è su questa formula che la Roma sta ragionando. Qualche interessamento per il calciatore giallorosso ci sarebbe stato da parte di alcuni club inglesi e tedeschi, con Petracchi che nel frattempo valuta tutte le opzioni. Il Real Madrid ha già stabilito chi sono gli obiettivi per la finestra estiva di calciomercato ed il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Fabián Ruiz. Secondo la notizia riportata dal quotidiano sportivo AS, i Blancos vorrebbero accelerare per l'acquisto del centrocampista, che attualmente veste la maglia del Napoli. L'interesse ci sarebbe da entrambe le parti. Il club iberico corteggiava Ruiz già la scorsa estate, mentre il calciatore sarebbe felice di vestire la camiseta blanca, motivo per cui starebbe spingendo la società di De Laurentiis a prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023, e a fissare una clausola di rescissione non superiore ai 100 milioni, cifra accettabile per il Real Madrid. Le trattative potrebbero iniziare a breve, ma non c'è nulla di sicuro. Molto dipenderà anche dalla disponibilità di De Laurentiis a lasciar partire lo spagnolo, cosa che per ora non sembrerebbe felice di fare. Era uno degli obiettivi quando sedeva sulla panchina del Napoli, ora Carlo Ancelotti lo vorrebbe ancora con sé. Si tratta di James Rodríguez, che potrebbe finire nel mirino dell'Everton. Secondo quanto riportato da AS, il tecnico italiano avrebbe messo nuovamente gli occhi sul fantasista colombiano, che ha trovato poco spazio nel Real Madrid agli ordini di Zinedine Zidane. Da fonti vicine al club madridista, l'Everton proverà un assalto nel mercato di gennaio. Ancelotti è convinto che James possa dare quella qualità che serve alla tre quarti anche in un campionato importante come la Premier League. Nei prossimi giorni dovrebbero materializzarsi i primi contatti tra le parti.